fulmine a ciel sereno ha scosso nelle ultime ore Borgo San Giovanni. È la scomparsa di Andrea Nordio, 47 anni, muratore, avvenuta ieri pomeriggio nella sua abitazione situata nel popoloso quartiere periferico. Attorno alle ore 17:30 i sanitari sono stati contattati dal fratello, ma ormai non c'era più niente da fare. Nordio, che lascia la moglie Elena e un figlio, conduceva una vita regolare e positiva, dedita al lavoro, alla famiglia e alla grande passione delle arti marziali, anche a livello agonistico. Si allenava con l'Euro Kickboxing quasi tutte le sere, eccellendo nella disciplina light contact che lo portò a vincere alcuni titoli circa 20 anni fa. Inoltre si teneva in forma correndo, mangiava sano e non aveva manifestato problemi di salute. Nelle parole dei numerosi amici, Andrea viene ricordato come una persona sempre disponibile a qualsiasi ora, un lavoratore infaticabile. Sarà l'autopsia a fare luce su quello che probabilmente è stato un malore. È tornata a Chioggia la delegazione che ad aprile ha rinnovato a Shiogama in Giappone il rapporto di amicizia tra le due città. Ne hanno fatto parte i biologi marini dell'ISPRA Ambiente, guidati da Otello Giovanardi, e la referente dell'associazione Chioggia Shiogama, Gianna Donaggio, attiva da 3 anni. Al centro della visita scambi culturali e professionali con una realtà all'avanguardia. Chioggia Azzurra ne ha parlato con Otello-san, in perfetto costume orientale con la scritta Chioggia in giapponese. Dopo la visita della loro delegazione a Chioggia, racconta Otello, e il dono dei ciliegi al Sagraeto, siamo stati ricevuti con tutti gli onori in un party di benvenuto cui hanno partecipato le autorità assieme ai percussionisti e agli interpreti di cori tradizionali. A Shiogama amano Chioggia. Non solo la fratellanza e la cultura sullo sfondo, ma anche proficui interessi operativi, specie per la pesca e l'acquacultura. Abbiamo partecipato a un simposio di confronto tra l'ambiente lagunare e la baia di Matsushima, una delle più belle del mondo, dove trapiantano piante marine come facciamo noi dell'ISPRA. Inoltre abbiamo riscontrato le affinità tra le imbarcazioni, antichi sistemi di pesca molto simili tra le due realtà. Nell'ambito delle varie collaborazioni, una catena di ristorazione italiana locale ha mostrato interesse per la cucina chioggiotta e nei prossimi mesi farà un sopralluogo in città per organizzare corsi destinati ai giovani cuochi. Anche su altri fronti ittici ci sono discorsi aperti, conclude Otello Giovanardi. Ad esempio, prodotti poco valorizzati o consumati qui, come certe specie di bivalvi, ascidie o luturie, da quelle parti hanno un gran valore commerciale e sono disposti a importarli da noi a prezzi molto interessanti, perché là si stanno quasi estinguendo. Di contro, il Sollevante intende esportare il miglior sakè in Italia, considerando il boom della ristorazione giapponese. Risultati ed esiti della spedizione sono stati presentati stamani in una conferenza alla Sala dei Lampadari nel municipio. Seduta del Consiglio Comunale oggi pomeriggio dalle ore 14:30. Fra i 13 argomenti all'ordine del giorno, l'attuazione del federalismo demaniale riguardo un terreno a Bacucco, la nomina della Commissione per gli impianti sportivi comunali, lo schema di convenzione con la città metropolitana per gli appalti e le mozioni delle opposizioni. L'area reduci, promossa dal leghista Dolfin, il decoro urbano redatto all'abuso di alcol, avanzata da Beniamino Boscolo, il cambio di gestione della linea ex 80 CTV, della cui discussione si è reso promotore il gruppo del PD, al pari della questione che concerne la residenza per non autosufficienti. Infine, il gruppo di maggioranza del Movimento 5 Stelle chiederà di muovere i primi passi per lo spostamento del mercato ittico all'ingrosso in Val d'Ario. Con il progressivo avvicinamento della conclusione dell'anno scolastico, volge all'esito anche il progetto Facciamo Banda, che ha coinvolto la banda musicale cittadina e 11 classi della scuola primaria, 8 della Don Milani e 3 della Merlin. Il progetto, iniziato a novembre, si è articolato con una lezione settimanale per classe e si concluderà con una lezione aperta ai genitori nel mese di giugno. Tutto si è svolto in modo allegro e divertente, facendo suonare da subito i bambini con gli strumenti, triangoli, tamburi, cembali, legnetti, maracas,
coinvolgendoli in attività gestuali, motorie e vocali di accompagnamento e giochi ritmici. La banda e gli insegnanti hanno offerto anche lezioni di presentazione di uno strumento musicale alla volta: clarinetto, flauto traverso, sax, tromba, corno, appartenente alla banda, da parte di uno strumentista esperto con dimostrazione pratica, esibizione e con l'opportunità per gli allievi di ascoltare il suono, toccare con mano, ricevere informazioni teoriche e provare a suonare. Cari amici di Neotropico Azzurra, buongiorno. Dunque, la perturbazione penetrata dal Mediterraneo del Golfo del Leone sta causando un vortice ciclonico negativo in Italia, il quale mantiene temperature abbondantemente sotto media e situazioni di instabilità e variabilità continue almeno fino a mercoledì, giovedì. Questo è il quadro sinottico della situazione e da questo quadro non si scappa. Quindi una situazione, come vi ho già affermato sia sabato che ieri, che andrà alimentata appunto da continui nuvolamenti, qualche sprazzo di sole qua e là e anche da acquazzoni o brevi piovaschi dislocati durante buona parte della giornata. Anche oggi sarà una giornata simile a ieri, dove praticamente avremo occhiate di sole e probabilmente un aumento delle nuvolosità e delle precipitazioni, specie nel pomeriggio sera di oggi. La cosa però un attimino più importante è che le temperature continuano ad abbassarsi proprio per il fatto che questo vortice ciclonico gira in una posizione molto particolare, quindi richiama correnti di aria fredda dal Golfo di Biscaglia e anche dalla Porta della Bora, alimentando quindi questa discesa delle temperature. Discesa delle temperature che hanno portato a nevi a quote veramente molto interessanti per il periodo, ha nevicato anche intorno ai 1200-1300 metri sulle Alpi di confine e anche le Alpi occidentali. Quindi una situazione di blocco, diciamo, primaverile che ci transiterà quasi quasi fino alla fine della prossima settimana. Dunque anche le temperature massime, come abbiamo visto, non andranno oltre i 19-21 gradi, portando di fatto le medie leggermente sotto la media del periodo. Per ciò che riguarda poi eventualmente lo sviluppo della settimana, posso dirvi che da mercoledì in poi ci sarà un lento miglioramento, ma ci fermiamo qui, staremo a vedere. Quindi vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!